Grazie Vittorio, grazie di essere qui con noi. Passo la parola a Leandro, la responsabilità adesso è sua. Grazie Sindaco. Allora, voi sapete che è la terza giornata di questo ricordo di Buon Compleanno Delta. Buon Compleanno Delta, 419 anni dal taglio di Portoviro, che ha fatto questo Delta nuovo. Professor Sgarbi. Leggo da Wikipedia: Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi, nato a Ferrara l'8 maggio del 52, critico d'arte, storico dell'arte, saggista, politico, personaggio televisivo, opinionista, collezionista italiano, più volte membro del Parlamento e di diverse amministrazioni comunali, tra le quali quella di Milano. Dal 2023 ricopre la carica di sindaco del comune di Arpino Frosinone, dal 2019 è pro sindaco di Urbino, dal 2022 è assessore alla bellezza del comune di Viterbo, oltre che sottosegretario di Stato alla cultura. Inoltre è presidente della Fondazione Ferrara Arte, del MART di Rovereto, del MAG di Riva del Garda e della Gipsoteca del Canova, oltre che commissario per le arti di Codogno. Ma il tempo come fa a trovarlo? Appunto, me lo chiedevo anch'io. Sì, effettivamente adesso vado via. No, effettivamente con il tempo aumentano le esperienze, aumentano anche gli impegni, ma il tema fondamentalmente è questo. Oggi sono stato lungamente a Forlì e penso ai luoghi dove io ho delle attività. Se tu non ci sei a fare un intervento rispetto ai temi della cultura, lasci lo spazio a una qualità di coglioni tali che non possono altro che rovinare le cose, per cui meglio che uno abbia le idee chiare piuttosto che 100 le abbiano confuse, e purtroppo i 100 che non hanno le idee confuse. Tu pensa che io ho avuto la querela, la polemica a Rovigo perché il presidente di un'importante fondazione, che non dico perché già la querela l'ho avuta, ha ricevuto in dono da una delle figure più importanti del Delta e della cultura ronigina, e quindi molto attivo anche qui, che è Gian Antonio Cibotto, un grande scrittore, il quale aveva una passione formidabile per i libri, aveva una grande biblioteca e li ha donati a questa fondazione. Quando li hanno ricevuti hanno visto, come era prevedibile, che c'erano dei doppi, e cosa hanno fatto? Invece di regalarli a altre biblioteche o addirittura di venderli, li hanno mandati al macero. Hanno mandato al macero 40.000 libri. Io sono stato condannato per averlo detto. Quella testa di non so che cosa che l'ho fatto è ancora presidente di questa fondazione. Ora, la quantità di imbecilli che rovinano l'Italia è tale che io, perlomeno occupando questi posti, cerco di fare delle cose che, sia pure con un impegno molto forte, sono nell'ordine della ragione che hanno sempre guidato. Ora, oggi ho chiamato il mio ministero per controllare un'area che molti conoscono, Puccini, il grande musicista, il quale aveva una casa dove ha abitato fino alla sua morte nel 1924, con dei giardini semplici che stanno davanti al lago, alla torre del lago. Sono arrivati 1.600.000 euro. Il sindaco in tutti i modi ha voluto fare un intervento e hanno cominciato a distruggere, a buttare giù alberi, a rovinare le aiuole per fare una cosa nuova, di una testa di cazzo di architetto che farà sicuramente una cosa molto peggio di quello che era prima, perché ci sono troppi soldi talvolta, vengono spesi male. Adesso devono fare una cosa che interessa a tutto il mondo, no? Le piste da bob per Cortina, e tutto il mondo è appassionato al bob. Io, la gente parla sempre di bob, e buttano giù 470 larici per fare le piste. Ora io mi chiedo, ma perché siamo in mano a tanti deficienti? Cioè, che cosa... Poi c'è un'altra cosa, adesso vogliono fare, naturalmente si sa che le piste ciclabili sono una tendenza di tempi in cui si cerca di ridurre il movimento delle automobili, quindi le città hanno le piste ciclabili, sono diventate una mania per cui tutti le fanno. Solo devo fare le piste ciclabili intorno al lago di Garda, per cui se andare in barca tu fai in bicicletta e spendono 430 milioni di euro per fare le piste ciclabili del buco del culo, e se ne mettono. Anche lì cosa devo fare? Devo cercare di impedire. Quindi le funzioni ministeriali, nel senso, ma perché su un lago devi fare le piste ciclabili? Perché è una mania. E allora le cose che io faccio, cerco di fare quello che faccio anche molto, ma sono quello che cerco. Una volta, per esempio, accettai di essere presidente
di un museo a Capua, perché temevo che ci fosse un intervento di Gaia Aulenti, una famosa architetta che fortunatamente è morta, la quale avrebbe cambiato completamente l'allestimento che aveva una sua bellezza e una sua storia, ed è quella, se voi andate al Castello di Ferrara, che è casa vostra, tu cammini in sale bellissime, ci sono degli specchi in mezzo. Si capisce cosa voglio dire? Ha preso gli specchi perché uno possa invece di guardare in alto guardare lo specchio. Soldi buttati, tutto così, c'è la quantità di idiozie. Allora lo dico non tanto per dire che io sono meglio, io sono obiettivamente meglio, ma anche se non faccio niente è meglio fare niente che lasciare fare qualcosa a queste teste di cazzo che rovinano l'Italia, rovinano il mondo, distruggono tutto e spendere soldi. Perché i soldi sono una cosa preziosa, vanno anche risparmiati, vanno spesi con oculatezza, con intelligenza, invece arrivano soldi e si spendono per forza. Ecco perché allora ho detto che in molti casi io cerco di impedire che accadano quelle cose che sono lasciate a mano a persone che non capiscono. Oggi mi pare che ho trovato una persona che mi ha scritto, mi ha detto, perché venivo dalla Sicilia, che era contenta che io facessi politica perché almeno c'era qualcuno che sa quello che fa, perché la quantità di persone che fanno politica e non sanno niente è tale per cui se uno prende i voti perché è amico di qualcuno, poi va in un posto in cui non sa quello che deve fare, e questo è abbastanza, purtroppo è molto diffuso, c'è l'incompetenza. Diceva Benedetto Croce: il vero politico onesto è il politico capace. L'onestà non è sufficiente sul piano simbolico, occorre che sia legata alla capacità di fare qualcosa. Quindi nel mondo in cui io mi muovo, i posti che occupo sono posti in cui io cerco di fare delle cose utili, e chi va a Ferrara, chi va a Rovereto, chi va a Possagno ne vede gli effetti. Ecco, volevo chiedere al volo, l'antidoto cosa sarebbe? Perché detto così la percentuale di imbecilli, come dice lei, è molto alta. Quindi... sì, è difficile. Occorrerebbe fare degli esami d'ammissione alle liste elettorali. Sì, che sembra la metà, ma è la metà. Se uno si iscrive a una lista, poi prende dei voti, va in un consiglio comunale. Vabbè, insomma, comunque, non è che dobbiamo poi parlare male di tutto per forza, volevo solo cercare di spiegare, sto anche cercando di ricordarmi chi è la persona che ho visto oggi, che era così, forse me l'ha scritto, cioè, mi conforta sapere che c'è qualcuno che, perché pur anche non fa la politica, perché molto spesso le persone che hanno degli impegni importanti, per esempio mia sorella, non fanno politica perché non conviene. Sembra che convenga, ma conviene soltanto ai disperati, ai poveracci. Se uno che non ha stipendio prende un gettone come consigliere comunale, ma uno che può fare tante cose, certo non fa politica, perché la politica non è, non per dire le cose che diceva Fassino, ma insomma hai una serie di, per esempio io da quando sono diventato sottosegretario non mi pagano più in televisione, in compenso pagano Munini, oppure pagano Cecchi Paone. Cioè uno ti arriva a questo, cioè a me non mi pagano più, pagano questi qui, quindi vuol dire che tu fai una scelta, meglio essere utili a tutti non guadagnando niente piuttosto che rinunciare e fare più. Quindi la prima lettera che è arrivata, perché un tempo era la RAI che diceva chi lavora per il Parlamento o per il governo non può essere pagato, adesso anche la media, tu devi risparmiare, quei furbi della Mediaset sono diventati una televisione di Stato, quindi tu vedi che pagano, non so, Cecchi Paone o Rocco Casalino, può pure darsi che paghino Rocco Casalino, potrebbe capitare. Hanno spesso di pagare la, come si chiamava? Barbara D'Urso, però invece pagano, quindi è una cosa complicata, insomma. Uno fa una scelta e pensa che per la vita che abbiamo davanti è utile cercare di fare delle cose giuste o cercare di dare degli orientamenti, quindi la politica è anche avere un'idea e poi riuscire a fare qualcosa per cui occorre avere in mente un progetto, e allora se chi ha in mente delle idee non lo fa perché non gli conviene, finisce che quelli che hanno le idee fanno altro e quelli che non le hanno fanno politica e quindi non fanno niente, spendono i soldi, arrivano dei soldi, li spendono. E spesso mi accade, questo sindaco di Viareggio voleva spendere per forza i soldi, io credo che per mettere a posto quel bel vedere bastavano, credo, 80.000 euro e vuole spendere 1,6 milioni, quindi capisci che
pur di avere quel migliore 6, lui distruggerebbe tutto. Infatti quello che sta facendo, se uno guarda le fotografie che ho visto, ed è convinto di fare una cosa giusta, perché rinnova, ma rinnovare non vuol dire cambiare la memoria delle cose, perché le cose hanno una loro memoria. Un posto che è rimasto come sempre stato si porta con sé qualcosa che è irreparabile, perché se tu lo cambi diventa altro da sé, e quindi noi qua siamo nel Delta e diciamo che stiamo celebrando il Delta in questi 3 giorni. Suo papà ha fatto 4 libri e molto spesso parlava del Delta. Tra l'altro ho intervistato sua sorella che è qua vicino e la ringraziamo anche della presenza e facciamo i complimenti anche per la milanesiana, complimenti. Qual è il suo rapporto con il Delta? Lo ha amato? Io leggevo in una prefazione che ha fatto nel libro di suo padre, che ha conosciuto suo padre, le qualità di suo padre in tarda età. Mio padre era un appassionato di questi luoghi, veniva, andava a pescare sul Po della Gnocca, il cui nome evoca una dimensione ludica, andava a pescare sul Po di Goro, e viveva del Po, era nato sul Po, era nato a Badia Polesine, ha vissuto a Stienta e ha fatto la guerra, la seconda guerra mondiale, intesa come evidentemente una tragedia dell'umanità, ma che lui ha percepito in un modo marginale, nel senso che non è stato impegnato in condizioni di tragedia come è capitato a molti, e quindi gli raccontava, perché lo ha scritto, che per lui è stata molto più drammatica l'alluvione del Polesine, e quindi in quel momento, nel 1951, prima che io nascessi, lui si è sentito nella necessità di aiutare persone, di vedere quelli che avevano avuto la violenza della natura che ha cancellato e gli ha fatto perdere tutto, e quindi la solidarietà e queste cose che ci raccontava. Certo, per noi era difficile immaginare cosa sia stata l'alluvione, una sorta di diluvio universale, perché l'ha vissuta, ne aveva scritto appunto Cibotto, e lui, oltre a parlarne e quindi a sentire il Po come un fiume che dà fertilità, dà tutto quello che può essere utile per la coltivazione agricola, però può anche ribaltarsi completamente, diventare violenza e morte, e tutto questo è diventato materia di 4 libri in cui lui ha raccontato le storie dei suoi anni. Lui è nato nel 21, quindi diciamo che ha cominciato a percepire il mondo dal 28-29, quindi da lì in avanti il racconto è di qualcosa che noi non possiamo neanche immaginare, quindi leggendolo mi sono reso conto che è stato importante che quelle cose siano diventate un romanzo, un racconto, una memoria, perché altrimenti sarebbero andate disperse. Quando muore qualcuno si perde un pezzo di umanità, perché quello che lui tiene dentro di sé, la sua memoria, non sempre viene registrata, e quindi la morte di un vecchio è un danno per tutti, anche per i giovani, e che una persona se ne vada lasciando memoria così forte di quello che ha visto è per noi una ragione di sollievo, perché di quelle cose altrimenti non avremo notizie. Io penso tanto a quante persone ho conosciuto, ho saputo a un certo punto che non c'erano più, e quanto di quello che hanno vissuto ne rimane e quanto se ne va con loro. Mio padre fortunatamente tra i 93 e i 97 anni, un tempo molto estremo, grazie anche all'impegno di mia sorella, sono lasciato la testimonianza di tante cose, quindi leggendolo si vivono condizioni, situazioni, sentimenti, emozioni, anche l'amore, il rapporto con mia madre, che sono difficili anche da concepire oggi, in cui la crudeltà, l'odio, la violenza, quando vedi questo gruppo di ragazzi senza idee che violentano una ragazza, non è soltanto la violenza, è proprio l'assenza di attenzione e sensibilità a qualcosa che riguardi la vita, perché uno deve comportarsi. Qual è il vantaggio? Cioè tu hai un piacere fisico che rubi in quel modo e umili una donna e cosa ne hai? Qual è? Perché l'hai fatto? Perché sei un idiota, perché non hai nessuna idea in testa, perché non hai nessun mondo in cui muoverti. Purtroppo questo è un tema abbastanza complesso. Però questo è percentuale, quante persone sono così negative? Abbiamo parlato prima, no, perché poi dopo
fa molto più notizia, molto spesso è una cosa negativa, ma in quest'Italia, come dice lei, no? in trasformazione anche negativa molto spesso. Dove ci mette il buono? No, ci sono molti giovani pieni di entusiasmo, ne incontro continuamente, l'umanità ha delle forme di bontà e di passione che si vedono. Io ieri sera ho incontrato, ero vicino a Catania a fare un discorso a 1000 persone e ognuno di loro aveva una vitalità, ma io non sono certamente un passatista, uno che rimpiange, dico che la disattenzione dei giovani, i cattivi modelli che talvolta essi prendono come riferimento, riportano poi, voglio dire, quest'idea di queste ragazze che vengono anche messe in guardia di non ubriacarsi, le cose che abbiamo visto. È vero che esiste, non è soltanto che il maschio è più cattivo della femmina, è che se un gruppo di persone, di 4 o 5 uomini, prendono una donna, vuol dire che pensano che quel piacere che dura 4 secondi ha qualcosa di importante. Perché si comportano in quel modo? Cioè, cos'è che li fa diventare così privi di raziocinio? Perché non solo danneggiano quella povera ragazza che poi è costretta a mettersi in una situazione di assistenza sociale, ma anche se stessi, perché perdono 15 anni, 20 anni in galera. Cioè, cosa gli fa pensare di non essere così prudenti da risparmiare la propria vita e di spenderla in quel modo? Vuol dire che non hanno un campo di interessi sufficiente a dar loro un orizzonte di valori. Ecco, per questo dicevo, certo non voglio fare il moralista, però la sensazione che non ci siano valori di riferimento sempre di più è abbastanza viva in me, cioè non si sa che cosa hanno in mente, dove devono andare, perché si comportano in quel modo. Ieri sera qualche sera fa passavo in una strada in una città italiana, non mi ricordo quale fosse, una piccola città, c'era un rumore infernale che veniva da un bar, ma dei coglioni in quel bar che si martellavano la testa con una musica. Ma perché? Che cos'è che doveva portare? Ecco, purtroppo il fatto che qualcuno per lì avere, cioè, non voglio dire che uno deve fare cose molto diverse, ma anche soltanto andare al cinema, dove non si va più tanto, avrebbe senso, anche se non vuoi leggere un libro, vedere un film, guardare, sentire la storia. Ecco, tutto questo la mia generazione ce l'aveva ancora, anche se avevano vissuto il trauma del 68, ma è stato un trauma glorioso di desiderio di cambiare il mondo, che poi non si poteva cambiare, poi è diventato anche terrorismo. Però c'è stato un momento in cui la ribellione aveva un significato. Oggi non si capisce perché a cosa si ribellano? A niente i ragazzi. E allora dicevo per questo che quando muore un vecchio c'è un grande rimpianto, perché non è che lo puoi sostituire. Pensavo appunto, parlando prima di Civotto, che è morto, ha regalato i suoi libri, li hanno distrutti, e quello che aveva dentro, le tante cose che aveva visto, rimangono fortunatamente nei suoi libri. Ma quante cose poi non dette, non scritte, non testimoniate, se ne vanno con quelli che non ci sono più. Ecco, questo è abbastanza malinconico, ma insomma non voglio fare giudizi. Lei ha fatto una mostra verso gli anni 90 a Mesola che si chiamava Paesaggio senza territorio. Cosa vuol dire? Primo. E poi che sensazione le dà il nostro paesaggio senza territorio? Beh, il titolo era già con molto anticipo quello di una concezione della natura e del paesaggio come fatti spirituali, cioè il paesaggio, la bellezza della natura sono valori spirituali, sono valori che ci appartengono come qualcosa che abbiamo dentro. Il territorio è una parolaccia che è arrivata a un certo punto negli anni 70 per definire la cultura del territorio, il tipo del territorio, e se già in quegli anni lì, primi anni 80, si parlava di territorio, io volevo parlare di quel paesaggio che appunto mio padre descrive quando invia a mia sorella un suo racconto delle nuvole sul Po, delle nuvole del cielo, e quello paesaggio è un fatto che non ha niente a che fare con i confini di un territorio, con la identità, con tutte queste identità
territorio, fruizione, tutto quello che diventa meccanico. Il paesaggio è una beatitudine interiore, uno si ferma, guarda un tramonto e sente dentro qualcosa che gli appartiene, che ha a che fare con la presenza di Dio in lui. Per cui il paesaggio ha una tensione fortissima, l'idea che noi, dopo aver distrutto le città, dopo aver fatto più brutta architettura di tutti i tempi negli ultimi 50 anni, abbiamo cominciato anche a distruggere il paesaggio, a mettere il fotovoltaico ovunque, a cancellare tutto. È un altro segnale di una visione utilitaristica. Il paesaggio non esiste per trarne vantaggio, esiste per sentire una condizione spirituale nel vederlo. Allora quella mostra era una raccolta di dipinti in cui i pittori, tra l'altro alcuni di grande rilievo come Morandi, come Carrà, fanno vedere i paesaggi che sono i luoghi della loro anima. E quindi Senza territorio era per dire non dobbiamo discutere qualcosa che abbia a che fare con il confine per cui chi è in un luogo ha una visione, una cultura, una coltivazione che è il territorio. Territorio è una parola brutale, mentre paesaggio è una parola carica di anima, era questo il senso di allora, e lo penso ancora, sempre di più. 70 anni l'ha festeggiato con una crociera sul Po. Motivo romantico? Ma una coincidenza, cioè andai a Boretto, sono i luoghi di Don Camillo e Peppone, per chi ricorda quei romanzi e quei film, sono i luoghi del pittore di Ligabue, e lì c'è un capitano che tiene una barca, una bella barca grande, in cui fa incontri, pranzi. Sono andato a trovarlo e mi ha raccontato quello che sapevo, cioè che il Po era in secca, una secca molto dura, a parte l'alluvione recente della Romagna. E allora ho pensato di fare un viaggio sul Po per rilanciare il problema dell'acqua dentro il fiume, tema che è condiviso da molti sindaci. Poi, siccome si pensava di fare la cosa in aprile, e io compio gli anni l'8 maggio, avevo pensato di mettere insieme i due momenti, questo rilancio del fiume, un viaggio da Boretto fino a Ferrara e il mio compleanno, e quindi abbiamo fatto una festa. Devo dire che fare una festa in barca fa un certo effetto, è diverso, non si muove, c'è un mondo, guarda. Poi quelli che volevano scendere gli impedivano di scendere, perché uno voleva vedere che voleva scendere, annegati, brutto imbecille, c'era quel Cruciani, ma roba da pazza. A Porto Commosso. Morgan è un ragazzo molto sensibile che vive in tempi difficili e quindi bisogna dire a sua discolpa che ha parlato molto contro un pubblico che pretendeva da lui quello che lui stava dando, ma indirizzandolo diceva devi cantare Battiato. Qualcuno gli ha detto drogato, canta Battiato, e lui che ha sentito questa questione della droga come un tema drammatico della sua esistenza si è ribellato e gli ha detto qualunque cosa, parolacce, e lì è nato quel pasticcio. E la cosa più divertente però è che quello del pubblico, che non sappiamo chi fosse, non paga niente, paga tutto lui che ha reagito, non si sa chi è, perché è il protagonista. A un certo punto gli ha detto caccia lo Sgarbi che è in te. Come se fosse, io ero colpevole, come se fosse, perché sembrava che fossi, io sono più rapido, però sono fermato troppo. L'altra volta, come sindaco di Verpino, siamo in ciociaria, mi sono vestito da brigante Chiavone, che è anche una bella forma, insomma, e quindi vedevo le contrade che in quell'occasione si misurano, si scontrano, e uno di questi gruppi di 15 ragazzi mi ha detto Sgarbi, portaci a Puttana. Io non sono mai andato a Puttane, trovo anche sia, però loro avevano queste quest'aula, volevano dire, al che dopo 3-4 giorni un gruppo di femministe mi ha chiesto di scusarmi a me, chiedi a loro, se io sono colpevole anche di quello che dicono a me, non sono colpevole di quello che faccio, loro mi dicono portaci, io non li porto, però mi devo scusare che loro mi chiedono di portare, ormai è un mondo fatto così, se io sono colpevole, Morgan manda a fare il volo, è colpa mia, io sono colpevole, ne assumo queste colpe io, e quindi mi sono abituato ormai. Una volta c'è stata una polemica, poi è finita in fretta, su un mio incontro a Maxi in cui ho parlato della mia prostata, e con ciò sono entrato nel tema delle donne, perché
le donne sono un tema molto importante nella mia vita, ho raccontato, però è un tema che ormai si è interrotto a mio danno per quello che non vedo più e a danno anche di loro che non vedono più me. E allora ho raccontato, e anche io ho citato un grande scrittore, che c'è un momento della vita in cui si vive con un solo organo, dai 20 ai... quell'organo dicevo io. Dopodiché verso i 60 tu sei quello di prima, però cominciano a arrivare nuovi organi, mai sentito nominare pancreas, colon, prostata, chi cazzo è il prostata? Chi ti ha mai visto? Allora tu improvvisamente conosci un pezzo di te che c'era anche prima, di cui non ti eri mai occupato, io non so neanche dove sia la prostata, però dopo me ne sono accorto e quindi comincia a fare, ho letto questa cosa qua, Sgarbi dice le parolacce, parla, è un sessista che io sono sicuramente un maschilista, però sono un maschio, quindi è abbastanza normale, potrei anche non esserlo, così sono le femministe, anche, non tutte le femmine sono femministe, non tutti i maschi sono maschi, però solo un maschio maschilista e c'è una femmina che è femminista, e va bene insomma. Però sessista cosa vuol dire? Nel caso mio uno a cui piace la gnocca, che non mi pare un peccato, qualcuno preferisce altro rispetto per lui, però se una gnocca, quindi quella categoria, ama quella cosa che io ho, è una sessista anche lei, cioè sessista vuol dire uno che ama il sesso, quindi eppure se uno dice una cosa di questo genere, cioè amare il sesso va più peggio, devi essere legge come una suora, anche le suore però anche loro volendo sono figli, non puoi dire più niente perché se tocchi quell'argomento sei sessista. Io ho scoperto, parola che è nata improvvisamente, che sono le donne che la attribuiscono agli uomini, però se un uomo pensa a una donna a cui piace, non è, spero che accada ancora, dovrebbe essere sessista anche lei, per cui io sono colpevole sempre, sono colpevole a prescindere, sono colpevole. Cazzo lo Sgarbi che è in te! Sul parco, c'è senso un parco emiliano e veneto? O non sarebbe giusto farne uno unico? Beh, allora il parco emiliano e veneto ha un elemento in comune che è il fiume, parliamo appunto del taglio del Po, di questo grande intervento fatto dalla Serenissima, un intervento intelligente di ingegneria che serviva a bonificare la zona di politica, quindi molto importante. Però se è vero che il Po è in comune tra il Veneto e l'Emilia, è vero che questo rende quell'area un'area padana che ha certi benefici o anche malefici, per esempio le alluvioni della storia di queste tragedie si sono molto spesso aperte più su Rovigo che su Ferrara, come dire la città che deve sempre ricostruire perché quello su cui l'alluvione, cioè si apre l'argine da quella parte. Però oltre a questa valutazione di un luogo che va più riparato di un altro, quindi Ferrara più di l'Emilia più del Veneto, è anche vero che il fiume, così come determina degli effetti univoci, separa anche, no? Per cui un ferrarese è diverso da un veneto, passare il fiume, andare da Rho a Polesella o andare... e le due guarde, guarda veneta e guarda ferrarese, si chiamano guarda perché si guardano, però in realtà ci sono mondi diversi e quindi se è giusto che vi sia un parco del Delta o un parco del Po, è vero che c'è un mondo ferrarese e un mondo veneto, o un mondo emiliano e un mondo veneto, per cui lì si tratta di capire se debba prevalere una dimensione di una città e una cultura che ha avuto più forza che quella appunto estense rispetto a quella invece dell'area di Rovigo e su questo è evidente che le separazioni ci sono, non possiamo dire che ci sia una identità assoluta. Mia madre per esempio che era emiliana guardava mio padre che era veneto con qualche disprezzo, no? Sei come un prete, è un ipocrita, poi pensava che lui la cronificasse. Ora questo era impossibile tecnicamente, perché gli uomini non tradiscono, cioè l'uomo, diciamo la verità, se volevo fare un discorso un po' sessista, no? Cioè nella lingua italiana c'è il cornuto ma non c'è la cornuta. Perché c'è il cornuto?
perché quando c'era il matrimonio in cui tua moglie prendeva il tuo nome, lei si chiamava come te, quindi il corrotto eri sempre tu. Lei non sappiamo che sempre colpa di te. Allora, facciamo un esempio di quelli che mi rendono sessista, no? Un uomo del suo desiderio di fare non è che pensa di fare qualcosa contro sua moglie, lo fa per sé. Prendiamo te, no? Tu parti per Cuba, vedi 10 cubane, te le trombi tutte, torni a casa sei più buono di prima, te le vuoi bene con me. Quindi in realtà non l'hai fatto contro di lei, l'hai fatto per te. Che il maschio è così, il maschio è un bambino, dove uno così gioca, deve dire guarda come sono bravo, complesso di questo è molto più complesso di la donna invece, tutte quelle che io sono stato con molte mogli di miei. Lo fa dice, come ti chiami tu? Mi chiamo Leandro. E Leandro non c'è mai a casa, è sempre in televisione, quindi vogliono fare una cosa contro di te, vengono con me per punirti di quanto, quindi nella donna c'è, infatti Eva, tutta la storia è Eva che, e quindi nella donna c'è una intelligenza formidabile nel farti del male, perché vuole punire proprio te, che sei uno stronzo. Viceversa, parlando in generale però, adesso un po' per sbaglio, se vi dovesse capitare vi indurrei a perdonare il maschio, perché il maschio è così, diciamo, così lo fa così, non se ne accorge neanche poi. ho capito. Per tu quando tradisci tua moglie non ci pensi a lei, neanche per la figlia, lo sai, ci pensi che tu lo fai per te. È un egoista, uno stronzo. Lei sta con me per punire te. Ecco, in questo senso, ma perché stiamo parlando di questi, se ne frega di questi argomenti? Siamo arrivati lì. Stavamo parlando del banco. Mia madre era ossessionata dal fatto che mia madre era qualificata. Ecco lì, non credo che lui per il terrore che aveva l'abbia fatto. Ah, sì. Però se l'avesse fatto l'avrebbe fatto bene. Mia madre aveva regalato tanti coglioni. Allora io nella mia vita ho pensato anche che avevo dei doveri, per cui sono stato con numerose donne, però non tutte per me. Una la dedicavo a mio zio, una a mio nonno, una al papà, però la faccio io per te. Ho dovuto sacrificare. Non si è sacrificato appunto. Perché mio padre, poveretto, aveva paura. Mio zio era un bravo professore al liceo Ariosto di Ferrara e i professori vanno a fare gli esami di maturità in queste commissioni, allora lui va a Como e lì naturalmente le professoresse, una si innamora di lui, mica era colpa sua. Mi scrive una lettera, dice caro Bruno, come è stato bello incontrarti, la lettera arriva a casa sua dove lui abitava, dà per sua moglie, chiede il divorzio e lo caccia di casa. Tu pensi che roba, poverino, non aveva fatto niente, quindi ha dovuto poi scappare a Milano e allora io ogni volta che ho fatto qualche attività l'ho dedicata a lui. Mio nonno era uguale, mio povero mio nonno aveva una moglie molto buona, molto gentile, la nonna Bianca, che era talmente aperta che vedendo che lui aveva necessità di impulsi gli dava 1000 lire per andare con una tal puttana, lo umiliava, dice vai con quella troia, diceva, ho vissuto questi poveri uomini mortificati da queste donne cattivissime, crudeli, violenti, mia madre che quindi io mi sono sentito in dovere di, come dire, vendicare, è stato un grande sacrificio, ho dovuto lavorare se per caso la mia fidanzata si è sentita, non era un tradimento, era una compensazione, cioè, mica lo facevo contro di lei, adesso l'hai capito. Adesso l'ho capito. È molto complicato, bisogna perdonare, le donne devono perdonare e gli uomini. Le donne perdonano poco, però. Beh, perdona, si incazzano voi delle bestie, Le donne perdonano poco. era incazzata al buio, brutto. Dopo parliamo del libro. Una volta anche Berlusconi. Parliamo del libro dopo. Ho nominato anche Berlusconi. Io ho detto al povero Berlusconi, quando cominciava a essere abbandonato dalla sua moglie Veronica, mi ha chiesto qualcosa così, insomma, che guarda, il problema fondamentale è che tu proprio non capisci la materia. Lui era molto così, non aveva una grande esperienza, no? Era nato nel 1936, quindi aveva vissuto dei coprifuoco, le donne nel 1954 nessuno usciva di casa, quindi doveva sposare per averne una, il matrimonio aveva significato. E dico, ci sono uomini come te occupati dalle donne e uomini come me visitati dalle donne.
ha aperto la casa alle oggettine, no? In visita, perché la visita è diversa. Gentile è colpa sua. Colpa mia, se sei colpevole, Sempre colpa se sei una colpa è mia.